Impresa del Venezia che espugna il Cittadella vincendo per 1-0 in trasferta la finale di andata dei playoff di Serie B. Il successo, firmato da un gol di Di Mariano all'inizio del secondo tempo, getta buone basi per gli arancione-verdi in vista del ritorno di giovedì sera con fischio di inizio alle 21:30 allo stadio Pierluigi Penzo. I lagunari sono a 90 minuti dal sogno di raggiungere la Serie A. Nel ritorno potrebbe bastare ai ragazzi di mister Zanetti anche una sconfitta con un gol di scarto, in virtù del miglior piazzamento in campionato. Ma questi calcoli non devono ingannare. Giovedì a Sant'Elena sarà battaglia, come fosse una gara unica. Conosco i miei giocatori, li ho visti alla fine, non festeggiavano, erano già concentrati, già sul pezzo, quindi questo che è importante e che sarà il segnale da dare a tutti quanti, perché sarà una partita difficilissima dove il nostro avversario verrà a Venezia a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Il segreto di questo Venezia è l'unità. Noi siamo stati uniti in tutte le componenti e ora dobbiamo e vogliamo andarci a prendere questo obiettivo. L'autore del gol? Il gol più importante della mia carriera, solo ai fini se dovessimo vincere la partita di giovedì, perché se non dovessimo vincerla ovviamente conta poco. Sarà più importante vincere la partita di giovedì e poter portare il Venezia su. Non demorde il mister del Cittadella, Venturato. La parata di Mempai è una parata importante, come ha fatto altre due parate su Baldini che sicuramente evidenziano una situazione nella quale credo il pari in questa partita ci stava, però è inutile rammaricare, siamo in questa situazione, partiamo da 1-0 per il Venezia e dobbiamo essere molto bravi a giocarci la partita.